Antonella Siragusa resta alla guida dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento. A confermarla nella carica di direttore generale dell'ufficio agrigentino sono stati i giudici del lavoro ai quali si era rivolto Ulisse Saieva, dirigente apicale dell'ente, sospeso dall'incarico e non reintegrato malgrado la Cassazione avesse annullato i motivi per i quali era stato interdetto. Saieva era stato sostituito circa un anno fa dall'attuale commissario straordinario Gioacchino Pontillo. Da qui il ricorso al giudice del lavoro che ieri lo ha respinto ritenendo valide le ragioni che hanno portato alla revoca dell'incarico dell'ex direttore generale che è stato condannato anche al pagamento delle spese legali. L'Istituto delle Case Popolari di Agrigento era difeso dall'avvocato Claudio Colli del Foro di Palermo.